Il Bosco dei Sogni. Buonasera, ben ritrovati a tutti Max Ungaro, Radio Gamma 5. Parliamo di musica e salutiamolo subito. Benvenuto e ben arrivato, Drupi. Ciao Max, tutto bene? Tutto bene, grazie Bene, mille di bene, essere qui con noi al Bosco dei Sogni. Tu come stai? bene, bene. Vabbè, mi manca un po' il palcoscenico, mi manca un po' lo spettacolo del vivo, però insomma non mi lamento, dai. Essendo appunto una persona molto creativa e con tante passioni, so che comunque il tempo hai saputo dedicarlo molto bene anche in quest'ultimissimo periodo. Ad esempio, parliamo di un album fresco, freschissimo, fuori Target and Friends, di cui stiamo per far Bene. sentire qualcosa. Cosa puoi dirci in Scusa. merito? Allora, questo non è un album normale, logico, no? Cioè con questo Covid si tende a mettere a posto le cose, gli archivi e tutto il resto. E ci siamo accorti, io e il mio collaboratore, anche autore Valentino Negri, che avevamo lì un sacco di materiale che avevamo usato per l'album di Fuori Target, dove c'erano delle cose bellissime, molto belle. Ma pensate, fra l'altro dei duetti straordinari, duetti fatti con Bollani, con Roni, con Schizzo DJ, con cantanti cecoslovacchi, insomma. E allora, ma perché non pubblichiamo? Allora, non abbiamo stampato un CD, abbiamo messo online questo lavoro qua, questa riserva, questo baule dato fuori, in attesa dell'album che faticosamente, piano piano, sto cominciando a lavorare. Però ascoltandoli ci siamo accorti che erano veramente delle belle chicche, dei bei pezzi, e li abbiamo messi ormai, tutto qua. Il titolo mi è Senti, piaciuto tantissimo, Fuori Target, sì, soprattutto sì. per il significato che ha per te e per la tua etichetta discografica, la Proxima Centauri. Sì, sì. Allora, fuori target perché è una vita che io sono fuori target. Non indovino mai una. E prendo, vabbè, perché insomma, ho trovato delle registrazioni con amici che abbiamo fatto questa cosa simpatica, credo. E la prossima non è propriamente una casa discografica, anche lei è fuori target. Una ventina d'anni fa, no, di più, era l'80, 82, qualcosa del genere, e mi ero stancato di dover avere delle scadenze, cioè dobbiamo preparare questo perché ci sarà Sanremo, dobbiamo preparare quest'altro perché ci sarà il disco estate, dobbiamo preparare... Cioè, ho detto, ma ragazzi, ma le canzoni, le cose non sono mica dei prodotti che fai con lo stampino, alle volte ti vengono, alle volte no. E allora mi sono inventato questa etichetta discografica, che l'unico artista sono io. In pratica mi sono autoprodotto dall'82 e finora è andata bene perché facevo questi miei lavori, andavo dalle etichette discografiche, ti piace? Sì. Quanto vuoi? No, non voglio soldi. Dammi la promozione, fai correre questa canzone. E finora è andata bene, insomma. Perciò ho la libertà di incidere e di pubblicare quando voglio, di fare o non fare certe manifestazioni, se mi piacciono o non mi piacciono, e sono libero, sono tranquillo, mi piace così. Produrre musica senza vincoli dettati da scadenze o da generi musicali, ma solo per la musica Bravo, in sé. Questa è bravo, la filosofia che io condivido bravo. tantissimo, ma non solo a livello musicale, ma per tutte le cose che si Certo, fanno. certo, certo. Adesso parliamo della musica, ma anche tutto il resto. Il giusto tempo, Diceva sì. un importante scrittore, adesso credo sia Oscar Wilde, non so, magari dico un'eresia, diceva se fai il lavoro che ti piace non hai lavorato un giorno in vita tua. E solo l'idraulico mi piaceva. Ho fatto musica, addirittura mi sono innamorato, perché ho avuto la fortuna di non lavorare nemmeno un giorno in vita mia. È un qualcosa di molto affine all'anima quando riesci a coniugare il lavoro con quello che senti che ti piace fare, che sei portato, ha a che vedere con una comunione più profonda con l'anima, secondo te? Beh, certo, qualcosa di strano, di magico succede, come si chiami, cosa sia, onestamente non è che lo so molto bene, però sento che qualcosa succede, quando fai una cosa e la ami davvero, si
crea tutta Napoli attorno, sei felice, tutto ti sembra che vada bene, non ti interessa più se il capello è bianco, nero o rosso, è tutto molto più bello. Questo cosa si chiama, cosa succede non te lo so dire, anche come dicevo prima onestamente questa cosa mi succede ormai a 40 anni. Prima di mettere il primo brano che a me piace tantissimo, My Funny Valentine, che è un brano addirittura del 1937, interpretato da tantissimi, Proxima Centauri, è il nome di una stella, hai scelto una stella. Sì, è la stella più vicina alla nostra, al Sole, al nostro sistema solare. Proxima, credo, voglio dire, vicina. E Centauri rimane comunque che è una cosa, adesso non so quante migliaia di anni luce lontana, è da far paura, però è la stella più vicina a noi. Sì, sono un cultore della fantascienza, ho sempre amato questo genere, prima che diventasse questa fantascienza un po' di mostre, di cose strane, e questo fatto che fosse la stella più vicina a noi mi ha sempre interessato, sempre fatto scrutare il cielo, anche se non la vedi perché è 30 o 40 mila anni di scoprire del genere, però mi piaceva Proxima Centauri. E poi il fatto di dedicare la cosa che ti piace, cioè la musica, via, a una stella, questo per me è tanto. Allora, ascoltiamoci My Funny Valentine in una nuova versione che tu hai cantato live assieme al maestro Stefano Bollani. Ti spiego come è nato dopo. Ok, a tra pochissimo. Torniamo in diretta, siamo in collegamento telefonico con Giampiero Anelli in arte Drupi. Io mi stavo perdendo al telefono con lui perché è scattata la parolina magica fantascienza e lì si apre un mondo per me. Anche per me è stata una compagnia incredibile negli anni dove non esisteva l'iPhone, non esisteva nulla, la televisione era ancora in bianco e nero. I romanzi di fantascienza ti portavano a volare, a immaginare, a vedere delle cose. Adesso forse è più facile vederle, immaginarle, però avevano una poesia e una magia che non so se esiste ancora. E soprattutto ti facevano tantissimo riflettere. Almeno lì c'era l'innovazione, la ricerca. Allora, My Funny Valentine, questo è un brano eseguito, cantato assieme al maestro Bollani. Cosa ci racconti in merito? Questa è stata una di quelle occasioni belle che ti capitano nella vita. Lui aveva una trasmissione radiofonica sua e io ho sempre ammirato, ho sempre amato, pur non conoscendolo. Tramite la mia press agent non si può fare un'ospitata da Bollani, da Stefano Bollani, che io lo ammiro. Lei glielo propose e dice perché no, Drupi, altro che vieni subito. E siamo andati là. Io per l'occasione ho composto una canzone, Niente più scuse, che è nell'album Fuori Target, non Friends, l'altro. Però nell'attesa di cantare questa nuova canzone, questo inedito, si giocava, si parlava del jazz, di tutte le cose, e Stefano, quando gli ho detto, per esempio un pezzo che mi è rimasto sempre nel cuore, è sempre stato My Funny Valentine. E lui disse, lo facciamo subito. Scatenò uno dei suoi autori che trovò il testo, mi stampò un testo per l'occasione, e questo che avete ascoltato è la prima versione, cioè suonata e cantata in diretta la prima volta e basta, non è mai stata provata, niente. Questo dimostra, intanto Bollani chi è fantastico, perché pur essendo un pianista, uno strumentista, un musicista incredibile, ti accompagna e sa stare dietro, entra solo quando ci sono le pause giuste, è fantastico, è fantastico. E questo è uno dei ricordi più belli che ho. Quando mi è capitato in mano ho detto, ma pensa a te, guarda che meraviglia. E l'abbiamo messo in questo Fuori Target and Friends. La cosa bella che comunica Fuori Target and Friends, Fuori Target è un album che è uscito già precedentemente, and Friends perché ci sono nuove varianti, nuove sfumature. Ecco, prendendole in mano, venendoci in contatto, sembrano tante fotografie di un percorso, e fotografie però belle, piene di gioia, fotografie vibranti, in cui c'è entusiasmo. Questo è quello che comunica Fuori Target and Friends.
Tra l'altro friends anche internazionali, non solo italiani, come scopriremo tra pochissimo. Beh, Fuori Target, questo Fuori Target ha innanzitutto il pregio di non essere un album fatto per essere pubblicato, promosso, messo in vendita. E allora, come tutte le cose nate di getto, genuine, ha davvero questa energia, questa cosa che dici tu. E in più ho potuto recuperare queste canzoni lasciate in un angolo, che secondo me sono bellissime. Oltre a 3 o 4 canzoni un po' semi sconosciute dell'album Fuori Target, che sono di bello, insomma. La cosa che più mi colpisce sono le sfumature, perché sai che poi si crea un'alchimia in base alle persone con cui condividiamo il costrutto, la costruzione, l'esecuzione. E si sente comunque sempre questa gioia, questo entusiasmo, questo divertimento. Esatto. E non è una cosa che si sente spesso anche in radio. Dimmi. C'è una frase che hai detto in una recente intervista che mi è risuonata, mi è piaciuta tantissimo. E questa frase è: ho sempre avuto un pregio. Avendo fatto tantissima gavetta, non c'era e non c'è nessun pubblico che mi fa paura, perché so come so cantare e so dove posso arrivare e non vado né oltre né sotto. È vero, questa è forse uno dei pochi pregi che ho. Il pubblico non mi fa paura, non mi emoziono sul palco, salvo che non abbia qualche handicap tecnico o fisico, che in quel momento lì ho giù la voce oppure il microfono non funziona bene, perché io so come so padroneggiare la mia voce, cosa posso dare, adesso io vado sul palco fortunatamente libero da emozioni nel senso paure, perché emozioni ne do e ne prendo tante dalla musica. E allora questo perché mi manca il pubblico adesso, lo spettacolo dal vivo? Perché questo tipo di emozioni o di emozioni che hai le provi solo su un palco quando canti, quando ti lasci andare. Sopra un palco io non ho paura, ho fatto un po' di Sanremo e i colleghi, ma non ti emozioni, non hai paura, ma perché? Siamo cantanti, siamo qua per cantare, non è bello? Era un po' visto come una cosa strana. Allora, il 367, musica meravigliosa, è un piacere sentirti, Drupi, grazie di cuore. Ringrazio da parte mia. Poi il 564 si firma Mirko, quando uscirà il nuovo album? Lo stiamo elaborando, per esempio io pensavo, vedi, adesso che c'è questa pandemia tremenda, se non altro staremo chiusi in casa, io e mia moglie, perché ormai è con lei che scrivo da anni, metteremo giù le basi per un nuovo album. Invece stranamente questa stasi, questa noia, questo non aver più contatto con le persone non ti dà più stimoli per scrivere, hai capito? Già. E siamo un po' a rilento. Prima forse il movimento, le persone, il sorriso di un bambino ti dava lo spunto per una canzone, che ne so, una stretta di mano per farne un'altra. Adesso sei lì chiuso in questa bambagia che allora le canzoni che avevamo già abbozzato le stiamo portando avanti. Quello che stiamo scrivendo ancora ci riesce un po' più duro, ma ce la faremo, perché sicuramente quando finirà questa cosa avremo un'esplosione di gioia e di voglia di fare, che secondo me ribalteremo il mondo, tutti, non solo noi. Assolutamente sì. Vieni spesso interpretato e nominato anche a tale e quale show, al programma di Conti. Sì, ormai sono un po' di anni che lo fanno, credo che il prossimo non ci sarà, perché tutti gli anni vabbè, Pannofino ha fatto un disastro, non ha fatto Ci ha provato. invece Paolo è stato bravissimo, Paolo Conticini è stato bravo. Ho notato che anche Loretta Goggi ti nomina spesso per il modo particolare che hai di cantare. Usa molto. Loretta è uno di quei personaggi che non conosco bene, ci siamo presentati poco, però ci siamo incrociati tante volte. Lei all'epoca di Maledetta Primavera era in una etichetta discografica, la stessa etichetta di Veraldo che mi ha fatto fare il regalo di un sorriso,
perciò ci incontravamo in qualche meeting, e io sempre ho avuto un grande rispetto di Loretta, perché praticamente un complimento da Loretta Vuol dire da molto, sì. Teresa a me, perché davvero è una che ne sa, fa sempre piacere. E infatti la domanda che volevo farti è questa. È vero che il teatro dell'Ariston alla fin fine non è così grande come sembra in TV, è un po' più piccolino? Sì, un po' più piccolo, ma dove mi ricordo rimasi male è il primo e il secondo Sanremo a cui ho partecipato, adesso non mi ricordo, quando vedi dove si vede il casino, il casino Sì. delle feste, quella è proprio una stanzetta e ci rimasi male la prima volta che lo vidi. Il teatro Harrison è piccolo, ma non è così piccolo, insomma, però certo in televisione sembra una roba enorme. Ce l'ha un teatro, credo faccia 800 persone comunque, credo. Allora Sì, ci sta. sì. Allora, il 942, ottima filosofia per affrontare la vita e grazie per la buona musica. Marco da Treviso. Grazie a voi che l'ascoltate, che mi date la possibilità di continuare a farla. Poi il 348, buonasera a tutti, sono Tullio, grande Drupi. Mi ricordo quando andavamo in discoteca e so che è appassionato di pesca e lo sono anch'io, un pescatore. Sì, questo è vero, questo è vero. Io ho due grandi passioni nella vita, proprio passioni sfrenate. Poi ne ho avute tante, ho avuto il motocross, ho rotto qualche gamba, e il cavallo, ma due vere passioni che non mi abbandonano mai da quando sono nato è la pesca e la musica. Sono due cose che da sempre. Sono nato in una cittadina attraversata dal Naviglio, dal Ticino e alla periferia del Po, cioè piena d'acqua, purtroppo anche di nebbie e di zanzare, però da ragazzini cosa facevi? Andavi a pesca, oppure andavi a fiume a fare il bagno, o andavi a raccogliere quell'erba che nasce e che poi si mangia, non c'è più ormai, oppure c'erano delle cozze di acqua dolce, sparite anche loro naturalmente. Perciò un ragazzino come me, nato in mezzo a questi due fiumi e questo canale, non poteva innamorarsi della pesca. Poi, piano piano, quando passa il tempo, le cose che non è solo uno sport, un'attività così che ti impegna, è anche un momento di relax incredibile, perché io mi ricordo tornavo dalle serate, magari alle 3-4 del mattino, senza andare a letto andavo a fiume a pescare fino alle 7-8, con questa nebbia, silenzio, le anatre, le nebbioline sul fiume, è una roba fantastica. Siamo a 5 secondi dalla pubblicità. Rimani lì, ci sentiamo tra pochissimo e passerò Be Careful. A tra poco. Rieccoci in diretta al Bosco dei Sogni, Max Ungaro. Be careful, Drupi, presta attenzione. Sì. Questo è un pezzo che ho voluto a tutti i costi mettere dentro. Allora, questa è una storia strana. A un certo punto della mia carriera decisi di andare a Los Angeles a rifare tutti i pezzi miei di successo, perché nel frattempo erano passati un po' di anni, le sonorità, gli arrangiamenti. No, ma gli arrangiamenti abbiamo rispecchiato molto quelli originali, però i suoni, insomma, la tecnologia nel frattempo aveva fatto dei balzi in avanti incredibili, era nato il digitale, insomma, tutte queste cose. Adesso io vado a Los Angeles e faccio il mio best. Non avevo mai fatto un best. Tutte le mie canzoni di successo le raduno in un bell'album e poi vedrò cosa farne. Tramite degli amici comuni, insomma, arrivai a conoscere Larry Dunn, il tastierista fondatore degli Wind and Fire. E mi è sembrato un sogno poter andare a Los Angeles e dare in mano tutto a un mostro musicale come Larry. E poi dopo lui, cose strane, è venuto qua per via con mia mamma che gli faceva la pasta e fagioli, diventava matto. Pasta e fagiù. Ma dai, Larry Dunn. Sì, Larry Dunn, sì, con la moglie che è venuta, ecco, la moglie e Larry poi diceva, ma perché non fai anche un pezzo nostro? Ma volentieri, fatemene uno che me lo canto subito. E allora lì posso dire su 4 piedi, perché in casa sua, tu dovevi vedere, in cucina aveva l'organo Hammond, nello sgabuzzino aveva l'amplificatore per la chitarra,
nella Sì, sala da pranzo aveva il pianoforte. aveva tutto. La casa era uno studio, Eh sì. cioè, hai capito? E buttammo giù questa canzone di Careful composta da lui e dalla moglie. È un ricordo bellissimo, e poi la canzone è bella, con la moglie che fa tutti i corretti, lui che ha suonato tutto, insomma. E quell'album poi di Best, con partecipazioni incredibili di Nicola Aiuta, perché poi dopo lui erano tutti i suoi amici, no? Allora la batteria, vabbè, ma chiamo mio amico, ma chi? Di Nicola Aiuta. Hai detto Ho niente. detto, meraviglia. Allora, al basso Gio Patitucci, a fare un po' di pezzi piccolo e fragile, un altro venne il chitarrista degli Aerosmith, Jim Crespo. insomma, Mm. sì, il Crespo. E, insomma, chiamò tutti i suoi amici e niente, riuscimmo a fare questo album. A questo punto tornai a casa e adesso cosa ne faccio? Perché un best. E allora decisi di fare Ho sbagliato secolo, l'album dopo, Sì. o appena prima di Fuori Italia, no, dopo Fuori Italia, e abbinare col costo di uno, regalare il mio best ai fan. Col costo di Ho sbagliato secolo, loro si ritrovavano piccole fragili, sereno, vado via, San Mario, regalami il sorriso, fatto in America con questi mostri. Con il prezzo di uno gliene davo due, perché era un po' come dire grazie per tanti anni mi avete seguito. Non ho voluto speculare sul best, ma regalarlo. E niente, è stato bello stare un mese a Los Angeles e vivere con questi musicisti incredibili, è stata una roba pazzesca. Entravi in studio, arrivavi un quarto d'ora prima, aspetta perché è ancora occupato, c'è Ringo Starr che sta finendo. La Madonna, hai capito? Un mondo straordinario, bellissimo, la musica e il cinema credo si faccia lì, insomma. Che poi mi dicevi che l'inglese, che come avete sentito cari ascoltatori, Drupi lo mastica veramente, veramente bene, ma l'hai imparato strada facendo, l'hai imparato sul pezzo Sì, sì. proprio. Volevo capire allora da ragazzino cosa dicevano i Beatles, io volevo capire perché va bene tutto, la musica era bella, ma volevo capire cosa raccontavano. E allora le prime canzoni rimasi un po' male perché insomma non erano proprio dei grandi testi, e poi invece dopo da Rubber Soul in avanti allora cominciarono a scrivere delle robe pesanti anche con i testi, e insomma i Beatles sono i Beatles. Però io ho imparato a masticare l'inglese, non lo so così bene, perché volevo capire cosa dicevano i Beatles. Come poi è successo dopo anni, ci sono tanti amici polacchi, cecoslovacchi, anche russi, che hanno imparato l'italiano perché volevano capire cosa dicevano in tutte le frasi. È successo che anch'io ho esportato un po' di cultura. Sì, ricordiamo che appunto Drupi è internazionale. Intanto parliamo di musica con la M maiuscola italiana, quindi all'interno dell'Italia, ma di musica italiana anche all'estero. Tu hai riempito gli stadi in tutta Europa dell'Est, in particolare in Polonia e Ma anche in Francia, anche in in Russia. Germania. Il primo successo mi capitò addosso in Francia, non in Italia. In Italia arrivo dopo, perciò io devo un po' tutto ai cugini francesi. E poi, niente, poi volevo vedere, capire, di là dal muro cosa c'era. C'era questo mio zio che mi parlava che i comunisti, di là c'è il paradiso, non come qua, sai? Ma dai, andiamo a vedere, visto che mi chiedono come ospite in un festival, sono andato di là, e da lì è partita la mia storia nei paesi dell'est, straordinari, paesi incredibili. Da italiano vorrei dire, ma più che altro, sai, da musicista e da artista, quindi con un range di vibrazioni, di frequenza molto ampio nella comprensione, nel muoversi nella vita. Andando spessissimo all'estero, quindi Europa, ma anche America, Canada, hai incontrato anche i nativi americani, poi, ecco, Sì. come hai visto poi l'Italia, cioè la mentalità italiana aprendoti a altre realtà anche diversissime tra loro? Allora, al contrario di tutti quelli che possono pensare, se tu vai all'estero pensi, finalmente l'Italia con tutti i suoi casini. Invece, frequentando l'estero, io ti devo dire che mi sono innamorato di più dell'Italia, ho cominciato ad apprezzare
tante cose che magari qua non le noti. L'estero è bello, mi affascina, conosci culture, cose diverse, però mi sono accorto che piano piano dopo un po' mi mancava l'Italia. Cosa ti devo dire? Mancava la mia nebbia pavese, la mia libertà qua, allora di dire, di fare quello che volevo, l'antirazzismo che c'era allora, adesso forse qualcosina è cambiato, ma io quando andavo in America con Larry via, che vedevo che insomma personaggi mondiali come Larry Dane via, andavi nei ristoranti solo perché era nero, lo guardavano male, insomma, ma l'Italia è un paradiso rapportato a questi posti qua tremendi. Mi ricordo una sera a Houston, ero i capelli lunghi, ero abbronzato perché eravamo andati a pescare lì nei laghi, nei laghetti, e mi presero per un indiano e mi guardavano male. Secondo loro ero un nativo e non meritavo di essere lì alle 10-11 di sera. Sì, sarà meravigliosa l'America, però in Italia allora, adesso qualcosa forse incomincia, queste cose non succedevano. A proposito di Ho sbagliato secolo, appunto, guardandoti, incontrandoti, conoscendoti, vedendoti, susciti sempre questa sensazione degli indiani d'America. Hai mai pensato a qualche vita precedente in cui sei stato eventualmente un indiano? Io spero di essere stato, perché, non lo so, questa cosa dei nativi americani mi è sempre, per esempio, da bambino all'oratorio, io patteggiavo per gli indiani, non per John Wayne. Li ho sempre amati. Poi quando ho cominciato a conoscere bene la loro storia, a comprare dei libri, ad informarmi, mi sono accorto che lì mi hanno fatto un disastro, lì li hanno proprio quasi sterminati. E allora mi sono rimasti nel cuore, tant'è che in Canada sono stato nominato membro della TV degli Onondaga e sono andato a cercarli, e la prima volta ci rimasi un po' male perché era il 77-78, li trovavamo ma tutti ubriachi, senza più dignità, perché forse nel voler far del bene il popolo canadese gli pagava l'affitto, perché diceva no, il Canada è vostro, noi vi manteniamo, però senza lavorare, senza far niente erano diventati, avevano perso tutto quello che era la loro cultura. L'ultima volta invece li ho trovati fantastici, rinati, anzi quasi tutti i casinò del Canada sono in mano alle tribù del posto, credo sia stato il governo a dare loro questa cosa. Ho visto delle scuole, ho visto dei centri, insomma i nativi in Canada stanno risorgendo e questo mi fa tanto piacere. In America non lo so perché non ho frequentato molto, non frequento molto, non so, sono andato sì, a Los Angeles, queste cose qua, ma mi sarebbe piaciuto andare in Arizona e starmi un po'. Sai, se non conosci nessuno non serve. Comunque, membro onorario non è poco, dai, non è affatto degli poco. Onondaga. Sto per passare il brano Amico. Sappiamo che c'è un piccolo, dolcissimo, vorrei anche dire, aneddoto sull'inizio della tua carriera musicale che nasce da Mia Martini, da un suo rifiuto, per cui sei subentrato tu al Festival di Sanremo. Grande. Sei la seconda persona che ospite qui in trasmissione che ha avuto contatti diretti con lei, l'altra persona è Shel Shapiro e per me è un'emozione grandissima. Sì. C'è un episodio particolare che ti è rimasto impresso con Mia Martini, con lei? La mia carriera nasce da lei, perché quello che è diventato poi l'autore dei miei successi, Enrico Riccardi, era un autore in forza alla Ricordi, posso dirlo che tanto non esiste più, aveva scritto Zingara, aveva scritto la coppia Riccardi e Beppe, aveva tanti successi, Riccardi io l'avevo conosciuto perché nei night, nelle balere, era considerato un buon pianista. Noi eravamo un gruppo di vari che stavano venendo su, ci eravamo incrociati un po' di volte. Passa il tempo, non so quanti anni, e un giorno mi chiama, mi rintraccia perché non avevo nemmeno il telefono, mi dice: senti, io ho bisogno che tu mi canti una canzone che devo dare un provino a Mia Martini, siccome tu canti bene il blues, con la voce lì un po' strana,
mi faresti un provino così io gliela faccio ascoltare, perché se la canto io e poi mi lascio. Come no, volentieri. E andai su a Milano, avevo già smesso, ormai io con la musica ero deciso a smettere, perché dopo tanti anni di gavetta non succedeva nulla, e diventare musicista da Nike, queste cose tutta la vita non me la sentivo. Ero tornato già a fare l'idraulico. Mi chiama e vado a cantare questa canzone, già ascoltando ho detto mamma mia Enrico, che pezzo meraviglioso che hai fatto, e l'ho cantato, e si trattava di Vado Via. Incido questo provino, glielo fanno sentire a Mimì, che impazzisce, dice è bello, ma no, e decidono che va a Sanremo con Vado Via. Non lo so cosa è successo, forse il mio angelo gustava, forse non lo so. 15 giorni prima, e anche il motivo per cui è successo non ho mai capito, Mimì decide di Sanremo non lo vuole fare, non gli interessa, non lo vuole fare, e rifiuta di andare, mettendo un po' in crisi tutta la casa discografica, che Lucio Salvini, il direttore allora non mi ricordo, dice ma scusate, ma perché il posto ce l'abbiamo? E se allora davano i posti assegnati alle case discografiche, il posto ce l'abbiamo, ma andiamo quel ragazzino lì che ha fatto il provino. E così mi ritrovai sul palco di Sanremo a cantare Vado Via. Arrivo ultimo, disastro, solo che poi partì in Francia e partì in tutto il mondo, insomma 9 milioni di dischi solo Vado Via. E perciò dal rifiuto di Mimì io potei iniziare una carriera che ormai avevo già chiuso, perché avevo detto basta, la musica non mi dà niente, pazienza. Invece Mimì mi ha aperto tutto, e perciò alla faccia di quelli che dicevano che portasse sfiga, io invece devo tutto a lei. Poi ci siamo incrociati un sacco di volte, c'è una bellissima registrazione, perché poi anni dopo Rai 2 mi propose di fare un'ora e mezza solo dedicata a me, e potevo invitare chi volevo. Naturalmente la prima che invitai fu Mia Martini, che era proprio il periodo più buio, non la voleva più nessuno. Mamma mia. Sì, io mi imposi proprio di no, io la voglio, se mi volete io cerco gli ospiti che voglio, io voglio Mia Martini. E con qualche battuta del cavolo l'accettarono. Poi non è del tutto vero, ma mi piace pensare che da quella trasmissione ricominciò il suo ritorno, perché poi dopo qualche anno, un anno, 2 o 3, ricominciò a tornare, arrivò a Dedicata del 56, arrivò Solo tu nell'universo, arrivò Uomini, insomma riprese quota. E io voglio credere, probabilmente non lo è, che è nata un po' anche da questa partecipazione al programma che avevo io. Allora, io direi che se ti va, possiamo dedicare anche a lei Amico, ok? Amico. Sì, va bene. Ok. E ce l'ascoltiamo. A tra poco. Cosa ci dici di questo Amico? Scritta da Don Bucky, hai interpretato assieme a Michael David e Ron. Sì, dunque, questo io dovevo fare uno spettacolo per la seconda volta in questa piazza dell'Orologio a Praga, che non hanno dato mai a nessuno per grandi concerti se non a me e a Rolling Stone. Dovevo fare questa seconda volta in piazza dell'Orologio e avevo degli ospiti. Vabbè, Michael David là è enorme, insomma, diciamo Vasco Rossi, E allora volevo una canzone che ci potesse dare l'opportunità di cantare insieme con Michael. E mi è venuta in mente questa canzone che da ragazzo io amavo, che era Don Bucky che cantava con Celentano, questa cosa, no? Era una cosa simpatica, mi piaceva. E eravamo nello studio di Ron a prepararla. E Ron, ma fatemi cantare anche un pezzo meglio così, e per gioco, no? È entrato dentro e l'ha cantata. E abbiamo fatto allora, l'ho invitato anche lui là a Praga, lui, Belli, li ho invitati, abbiamo fatto in piazza di Praga questa canzone che è un gioco ma è simpatica, è bellissima. Molto roccheggiante, molto entusiasmante, molto entusiasmo, trasmettete l'entusiasmo e la gioia di quello che state facendo e vivendo, la semplicità. Sì, infatti la semplicità è una delle cose più belle che esistono nella musica. Tu guardi l'innocenza
e la semplicità dei primi pezzi dei Beatles è incredibile, eppure hanno sbaragliato il mondo. Sai che ci sono dicevano, si narrava, ma è credibile secondo me, che dati alla mano, nel momento in cui c'erano i Beatles in TV, parlo appunto dell'Inghilterra in quell'epoca, persino i furti diminuivano. Sì, ma è probabile, perché quel periodo, per chi l'ha vissuto, una roba incredibile, i Beatles erano una luce, una cosa, la musica prima dei Beatles era una roba, anche il costume era dopo i Beatles non è che loro siano stati mandati da Dio, però avevano sommato tutte queste cose che sotto la superficie stavano preparandosi e sono esplosi con loro, perciò i colori, la gioia, il suonare, c'erano stati i primi gli Elvis, Presley, Vitrine, tante cose, ma che ha dato uno scossone così anche all'Europa e tutto, solo loro ce l'hanno fatto. Io l'ho vissuta quel periodo in un modo straordinario, quando poi nel 74 mi ritrovai a Top of the Pop, vado via in classifica e mi ritrovai con Paul McCartney, con i Wings che cantavano, allora ho toccato il cielo. Sei riuscito a parlarci? No, poi dopo 6 o 7 mesi sì, siamo andati in un ristorante, sì, parlati, incontrati, ma non posso vantarmi di essere amico di Paul McCartney, magari. Senti un po', siamo veramente in chiusura della prima parte del Bosco dei Sogni. Grazie di cuore per essere stato qui con noi. Tantissimi sono i complimenti che stanno arrivando e tantissimo affetto. Guarda, io sono molto restio alle interviste. Lo so, infatti. Però, per esempio, ho apprezzato che hai scelto dei brani che non sono i soliti, che io adoro, però, sai, le piccole frasi, saranno i soliti, no? Che abbiamo parlato di tante cose, di musica, approfondendo bene la musica. Perciò mi diverto, onestamente mi sono divertito. Sono qua al freddo in macchina che aspetto mia moglie che scenda per dentista, però mi sono divertito. Guarda, non sempre le interviste sono così belle. Ti ringrazio. Guarda, sei gentilissimo. Ci lasci con un messaggio, qualcosa che ci vuoi dire anche in merito alla situazione, al periodo che stiamo vivendo? Tu che sei una persona che vive la vita con il suo entusiasmo, col suo modo di sentire le cose, non si fa tanto trascinare dagli eventi, ma li vive a suo modo. Allora, sai, dire delle cose in questo periodo non è sempre facile, rischi di essere banale o dire delle stupidate. Io posso dire solo una cosa, che ormai ho una certa età, ne ho passati di tutti i colori, e anche in momenti drammatici, che sembra che ormai tutto sia finito, poi c'è sempre una luce e ricomincia tutto. Proprio mentre stavamo venendo su in macchina abbiamo sentito una trasmissione delle Brigate Rosse quegli anni, 60, 70, e io li vivevo, perché mi ricordo, io ero a 50 metri quando scoppiò la bomba in Piazza Fontana, stavo andando alla Ricordi a fare dei provini, e sembrava che il mondo fosse arrivato al capolinea, e invece poi si risolse tutto, ma ripartì ancora, ci furono ancora stagioni meravigliose di musica, di vita, gli hippie, insomma tutta la musica. E questo periodo io sono quasi sicuro che passerà, come sono passati quei periodi bui che purtroppo ho attraversato, non personalmente ma l'umanità ha attraversato, e ci sarà ancora del sole, della roba bella da fare, ancora tanto da fare. Io credo ancora nell'uomo, insomma non siamo degli animali proprio persi. Grazie per averci dato e aver portato questo tuo messaggio e vibrazione, e sai cosa? Soprattutto tanta passione per la vera musica, quella fatta con il cuore, quella fatta proprio con il cuore. Questo sicuro. Allora, ciao Max, ringrazio tutti gli ascoltatori e se non ho una gara di pesca io sono fan. Molto bene, un caro abbraccio a te, sai. Ciao.